Benvenuti al seminario organizzato da Vega Formazione e Vega Engineering sulle novità apportate al decreto 81 a dicembre 2021, un mese fa, con la legge 215. Notiamo che è stata introdotta una nuova lettera, il comma 1, la lettera B bis, che appunto dice che è necessario individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione dell'attività di vigilanza di quell'articolo 19. Quindi se in azienda esistono dei preposti ma non vengono individuati, si viene meno quindi a questo obbligo e quindi si può essere sanzionati. L'articolo 37,2 secondo periodo introduce il fatto che gli accordi sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti dovranno essere aggiornati. Ultima novità, non da poco, l'addestramento. L'addestramento, come previsto dall'articolo 37,5, è cambiato. È cambiato perché è necessario, oggi come oggi, registrarlo. Sicuramente il preposto ha un controllo sulle modalità esecutive anche dei colleghi, ha un limitato margine di autonomia, ha anche un potere di impartire ordini, così anche prima della modifica del testo unico. Sicuramente un potere di iniziativa è riconosciuto in capo al preposto e potere di iniziativa che tra l'altro rispecchia quello che è il modello collaborativo. Il potere del preposto è un potere impeditivo e sicuramente la violazione degli obblighi di quell'articolo 19 portano ad una responsabilità penale in capo al preposto, responsabilità penale che è personale, a norma dell'articolo 27 della Costituzione. Oggi, se un ente di controllo entra in azienda e trova un'azienda priva di un documento di valutazione dei rischi, piuttosto che situazioni in cui i lavoratori sono privi di formazione, addestramento, faccio un esempio tra gli altri di questi 13 casi di gravi violazioni, ecco, l'ente di controllo deve intervenire con un provvedimento di sospensione, quindi blocca l'attività